Cosa ha fatto proprio Franco Leontini della poesia Lubeddu Corputò? Sentiamolo adesso, e quindi lo dobbiamo tirare fuori dal suo nascondiglio. Non è detto che sia casuale. E Franco lo conoscete, non è che è l'ultimo arrivato, quindi non mi pare che ha timore di sorta. Diciamo uno scontro al vertice. Lubeddu Corputò e Aurosumele Camazzai come la puzzi quando sono attirati di liccioli, ma è pure un frutto gerbo, tutto di svelare, che mostra labbra rosa che sanno già di cielo. È una valle colorata, che spampena mennuzze odorose di cannella, nettere di dei. Un'armonia dolce dolce, che si lascia assaporare. Lubeddu Corputò è una magaria capricciosa, inciamma li me vini come un sole capro, e mi fa sentire un guelfo che combatte ciato a ciato contro alla sua ghibellina fino all'oscurare. Delicato equilibrio tra la fisicità e la spiritualità, che è stato benissimo interpretato da Franco. Ora chiamerei Carmela Trovato, che ci declamerà, io non leggo perché non ci vedo, pronuncio tutto perché non lo so pronunziare a proposito del discorso, Fatata Muri. Io sono un siciliano immeritevole perché non so pronunziarlo adeguatamente. Mi faccio arboro, se tu foglia d'arboro di fai, ma se pin per canto risino tu addiventi, io pin mania mi faccio sciuri. Se pin mia raggio di sole tu ti fai, voria mi faccio io pittia. E se tu, amore mio, per ciarmo diventi cielo, pittia mi faccio aurosa stella. Questa è una poesia che io ho scritto all'età di 12 anni, quindi mi ha fatto di tempo e credo che ancora emozioni. Non li dimostri, Non li ne ha fatti di tempo ma non li dimostri. Okay.